avventura di Go Fishing. Oggi vi presento un video girato all'inizio stagione, qualche mese fa, dove abbiamo fatto una bella festa tra amici. Ci siamo ritrovati con amici di Udine, amici di Pordenone, ci siamo trovati sull'Edra e abbiamo trascorso una giornata insieme di svago e di divertimento. Vi presento questo video non tanto per le catture, diciamo, perché ne vedrete ben poche, ve lo anticipo già, non è stato un video eccezionale sotto questo punto di vista, ma ve lo volevo far vedere lo stesso. Ho fatto un montaggio per farvi vedere, insomma, la giornata di divertimento che abbiamo trascorso insieme, abbiamo pranzato insieme, insomma un po' di affettato, qualcosina così, per un po' di picnic, diciamo, conviviale per stare assieme. La giornata di pesca abbiamo provato sia a pescare a ninfa che a pescare a secca e sinceramente non ha dato grandi risultati. Era una giornata soleggiata ma comunque abbastanza fredda e diciamo si è visto qualcosina nel primo pomeriggio, ecco. Non vi anticipo null'altro perché così insomma vi lascio un po' di sorpresa. E niente, il video questa volta è sempre diviso in tre parti, questa che è la parte un po' introduttiva, poi ci sarà una parte centrale della giornata di pesca e poi alla fine vi farò vedere il dressing col quale abbiamo catturato di più durante la giornata. Come attrezzatura abbiamo usato al mattino, vi dico la verità, ho pescato a ninfa, ho usato una 10 piedi coda 2. Ho cercato di pescare molto radente al fondo, ma ho avuto un paio di mangiate a vuoto, niente di più. E poi pomeriggio si è smossa un po' di attività, allora ho cambiato il sistema, ho pescato a secca con le mie canne in bambù, ho pescato in questo caso con una 8 piedi per coda 4 a medium fast e siamo riusciti a catturare qualcosa, sia io che i miei amici di avventura. Bene ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, se il video vi piace di lasciare un like e niente, ci vediamo alle prossime avventure di pesca e grazie a tutti per la cortesia perché avete visto questo video. Grazie, a presto, arrivederci.